Tanta cronaca nell'edizione serale del nostro TG, cominciamo dai titoli. La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha condannato all'ergastolo Sebastiano Nirta per la strage di Duisburg, la carneficina il 15 agosto del 2007 nella cittadina tedesca, 6 le vittime, ultimo atto della faida di San Luca. Un giovane cosentino è stato trovato morto la notte scorsa a Bologna. Il ragazzo si trovava nella città emiliana in compagnia di alcuni amici, disposta l'autopsia. I legali del presunto omicida di Francesco Augeri, il giovane ucciso a Diamante il 23 agosto scorso, hanno presentato ricorso in Cassazione per ottenere l'annullamento della misura cautelare. Tentata rapina a Vibo, un 84enne mette in fuga i malviventi, in due un uomo e una donna lo hanno atteso mentre tornava a casa, indagano i carabinieri. Alla BIT di Milano presentati i dati sulle presenze turistiche in Calabria, segnalata una significativa crescita. Inchiesta lande desolate, finora nessuna irregolarità sui fondi spesi e la risposta del commissario europeo alle politiche regionali all'eurodeputata Laura Ferrara. Il municipio di Diamante chiederà il risarcimento danni alla regione per la vicenda del porto, documentazione inviata anche all'anticorruzione. Brutto scivolone del Cosenza a Livorno, il Crotone strappa un pari a Verona, in Serie C continua l'ascesa del Catanzaro vittorioso in casa, pareggiano Vibonese e Rende. Ben ritrovati dalla redazione del TG10 in apertura. Ricorderete la strage di Duisburg, fu veramente un ferragosto di sangue, era il 2017, ergastolo per Sebastiano Nirta, la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Vediamo. La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha condannato all'ergastolo Sebastiano Nirta per la strage di Duisburg. Era il 15 agosto del 2007. In un locale della cittadina tedesca si stava festeggiando il compleanno di una delle 6 vittime. Una volta usciti dalla pizzeria i killer sono entrati in azione, circa 70 i colpi esplosi, l'ultimo atto della faida di San Luca tra i Nirta Strangio e i Pelle Vottari. In primo grado Nirta era stato condannato a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa e al carcere a vita per omicidio plurimo. In appello era stato assolto per la strage davanti al ristorante da Bruno. La decisione di oggi è arrivata dopo il ricorso presentato dalla Procura Generale ed un nuovo rinvio. Ed è giallo sulla morte di un giovane di 28 anni, un ragazzo cosentino, il decesso avvenuto a Bologna, lo hanno trovato in fin di vita gli inquilini dell'appartamento dove era ospite, che subito hanno dato l'allarme. Sarà l'autopsia a chiarire che cosa è davvero successo. Vediamo. È giallo sulla morte di un giovane di Rende nel Cosentino, avvenuta a Bologna. Aveva 28 anni, secondo quanto si è appreso, nella città emiliana era di passaggio, ospite di alcuni amici. Il suo corpo senza vita è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri in un'abitazione che si trova nella zona universitaria di Bologna. Al momento del decesso il 28enne era solo nell'appartamento. A dare l'allarme sono stati gli altri coinquilini. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini. È stata esclusa al momento la morte violenta. Il decesso sarebbe stato causato da un arresto cardiocircolatorio. A provocarlo potrebbe essere stata un'assunzione di stupefacenti. Questa almeno una delle ipotesi investigative. Il 28enne aveva trascorso il sabato sera in un locale, poi il giorno dopo il malore e la morte. Cos'è accaduto? Sarà adesso l'autopsia a fare chiarezza su una vicenda che presenta molti lati oscuri. Nell'appartamento dove il giovane era ospite, i carabinieri non hanno trovato tracce di droga, ma l'ipotesi è che possa aver assunto qualcosa durante la serata in un locale. Una notizia che ha sconvolto amici e parenti del ragazzo. I genitori hanno raggiunto la città emiliana, chiedono risposte su una morte che al momento appare assurda. Il prossimo 28 febbraio la Corte di Cassazione esaminerà le accuse nei confronti di Francesco Schiattarelli, il giovane napoletano accusato dell'omicidio di Francesco Augeri, il 23enne cosentino accoltellato lo scorso 22 agosto nella famosa piazzetta di Diamante. I legali del presunto assassino hanno chiesto la revoca della misura cautelare. Vediamo.
Ricordate l'omicidio di Francesco Augeri? Avvenne il 22 agosto scorso a Diamante, nella piazzetta della cittadina del Tirreno Cosentino. Il 23enne venne accoltellato al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. Per quell'omicidio è stato arrestato un 19enne napoletano, Francesco Schiattarelli. Ebbene, adesso i suoi legali hanno presentato ricorso in Cassazione e il prossimo 28 febbraio, davanti ai giudici della Suprema Corte, chiederanno la revoca della misura cautelare per il loro assistito, misura che, lo ricordiamo, è stata confermata da due GIP, quello di Napoli prima e quello di Paola dopo, e dal Tribunale del riesame di Catanzaro. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, la sera in cui lo studente universitario cosentino venne accoltellato c'era stata una lite tra due gruppi di ragazzi, pare per una spallata. Prima una discussione, poi però qualcuno avrebbe sferrato una coltellata ad un 28enne, Raffaele Criscuolo, anche lui napoletano, rimasto ferito. A quel punto Augeri sarebbe intervenuto per difendere l'amico, un gesto che però gli è costato la vita. Una ricostruzione resa difficile tuttavia dal muro di omertà che ha avvolto quel drammatico episodio. Il presunto autore, dopo una breve fuga, si è costituito. Fondamentali inoltre le dichiarazioni di una ragazzina, una 14enne di Cosenza, presente alla rissa. Adesso sarà la Corte di Cassazione ad esaminare le accuse e a riconsiderare la posizione di Schiattarelli. Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha accolto il ricorso della difesa e ha disposto il dissequestro di alcuni immobili interessati nell'operazione Flumenluto relativa all'alluvione del 2015 a Corigliano Rossano. Vediamo. Carenza dei requisiti legittimanti. Con questa motivazione il Tribunale del riesame di Catanzaro, in accoglimento dei ricorsi presentati dall'avvocato Zagarese, ha annullato i provvedimenti di sequestro che avevano interessato alcuni immobili nell'ambito dell'operazione denominata Flumenluto. L'inchiesta, lo ricordiamo, partita dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, è nata per fare chiarezza sui danni provocati dall'alluvione del 2015 nei comuni di Corigliano Rossano. I provvedimenti di sequestro annullati riguardano un opificio ubicato lungo la strada statale 106 Ionica, destinato ad attività commerciale, e un noto edificio posto nel centro dello scalo di Corigliano, nel quale si trovavano numerosi appartamenti destinati ad abitazione civile, vari studi professionali, negozi e ben 2 istituti di credito. Dunque i giudici del riesame hanno messo nuovamente in discussione la solidità delle argomentazioni tecniche che avevano indotto la Procura ad emettere numerosi provvedimenti di sequestro preventivo. La tesi sostenuta dagli avvocati ha riguardato, oltre all'insussistenza degli addebiti e alla carenza dei requisiti legittimanti il provvedimento, anche la non sussistenza di alcune condotte illecite per alcuni degli indagati. L'inchiesta, che scaturì da un'intensa attività di indagine condotta a seguito dell'alluvione che interessò la costa ionica cosentina nel 2015, portò ad una sequela di atti giudiziari, sopralluoghi e accertamenti che hanno permesso di indagare molti politici del territorio, dirigenti, costruttori, oltre a gente comune. A Vibo adesso per una tentata rapina, vittima un 84enne che ha messo in fuga i rapinatori. Si tratta di un uomo e una donna che lo hanno atteso mentre tornava a casa. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Vediamo. Sembra un film, uno dei tanti che l'anziano gestore dello storico cinema moderno di Vibo Valentia ha proiettato sul grande schermo. La differenza è che la storia è vera e che lui, 84 anni, ne è il protagonista. Come ogni sera, tarda sera, dopo l'ultima visione, stava rientrando a casa quando 2 rapinatori, un uomo e una donna con accento del posto, hanno tentato di rapinarlo puntandogli contro una pistola. L'uomo non si è lasciato intimorire e probabilmente, sorprendendo i malviventi, ha reagito iniziando a chiedere aiuto a gran voce. Le urla dell'anziano hanno messo in fuga i rapinatori. È stato lo stesso gestore del cinema a chiamare i carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Oggi a Vibo, al cinema, in molti si sono recati non per vedere il film, ma per parlare con l'84enne. Non tutti lo hanno trovato perché l'anziano, nonostante la disavventura, non ha rinunciato a vivere la giornata così come l'aveva programmata. Alla BIT di Milano adesso, dove sono stati presentati i dati sulle presenze turistiche in Calabria, la notizia è positiva perché è stata segnalata quella che è stata definita una significativa crescita. Vediamo.
A Milano fino al 12 febbraio è in corso la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, che ogni anno porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Una vetrina prestigiosa che ospita i 5 continenti e molte regioni d'Italia, tra cui la Calabria, che in un ampio padiglione si sta raccontando con orgoglio ai mercati internazionali. Proprio alla BIT di Milano, infatti, sono stati presentati dati molto lusinghieri sulle presenze turistiche del 2018. I dati ci confortano perché significa che le leve che abbiamo azionato dal punto di vista politico-amministrativo e che erano finalizzate soprattutto a rendere la nostra regione più accessibile hanno dato dei risultati tangibili e oggettivi. Per anni si è parlato della necessità di destagionalizzare, di garantire flussi nei cosiddetti periodi di bassa stagione. Oggi noi registriamo che per esempio nel mese di giugno abbiamo picchi di arrivi e di presenze con una crescita molto alta, di oltre 12 punti rispetto al 2017, dove già c'era un incremento importante. La Calabria ha già sfondato per il terzo anno consecutivo i 9 milioni di presenze, quindi non posso che essere soddisfatto insieme al Presidente della Giunta regionale. I numeri fanno pensare che la strada intrapresa è quella giusta e che si può guardare con fiducia al 2019. Il 2019 ci avvantaggia il fatto che i primi 2 tour operator tedeschi, la TUI e la Thomas Cook, hanno deciso di aprire in Calabria i primi 2 club loro in Italia, uno a Pizzo e l'altro a Villapiana. Tanto è stato fatto, ma tanto resta ancora da fare. Io sono stato in Calabria, ho visto tante eccellenze, ho visto tanti operatori che hanno voglia di fare. Ahimè ci vuole una cabina di regia, secondo me, in Calabria, come in tanti altri posti, come in tante altre regioni. Una cabina di regia che sappia mettere tutti intorno a un tavolo e cominciare a promuovere nel migliore dei modi il prodotto Calabria. Una cabina di regia è utile, senza dubbio, è uno strumento utile. Il tema vero è che la Calabria e le regioni del sud devono essere raggiunte più facilmente. Le infrastrutture sono il tema di straordinaria importanza e credo che l'azione di questo governo, almeno il primo anno di esperienza di questo governo giallo-verde, al momento non stia dando questi segnali di attenzione su questi temi. E a proposito di turismo ci spostiamo a Diamante, una delle cittadine, una delle mete preferite dai turisti, però non parliamo di turismo bensì dell'iniziativa del municipio che sulla vicenda del porto ha inteso chiedere i danni alla regione. Vediamo. La giunta comunale di Diamante ha dato il via libera sul porto, si è tutti d'accordo, il municipio procederà immediatamente alla richiesta di risarcimento danni nei confronti della regione. L'indice è puntato su quello che viene definito atteggiamento omissivo e attendista dell'ente e dei suoi rappresentanti nella vicenda. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco della cittadina tirrenica Gaetano Sollazzo, affiancato dall'avvocato Achille Morcavallo. Nella lettera si invita la regione a partecipare ad un'apposita riunione da tenersi il prossimo 26 febbraio nella casa comunale di Diamante al fine di tentare una risoluzione amministrativa della controversia. L'amministrazione municipale avrebbe inviato tutta la documentazione relativa al porto all'autorità nazionale anticorruzione e nel contempo i rappresentanti del comune e della cittadina tirrenica avrebbero chiesto di essere sentiti dal procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, al quale saranno spiegati fatti, date, circostanze. Buche nell'asfalto e disagi per i cittadini, sono queste le condizioni di alcune strade a Vibo. Vediamo. È di pochi giorni fa la violenta polemica per la cifra provocatoriamente irrisoria che è stata destinata alla provincia di Vibo Valentia per poter intervenire sulle problematiche relative alla viabilità. Tanto e molto si è detto alla ricerca di spiegazioni, giustificazioni, scusanti. Ma una cosa non può essere messa sotto silenzio ed è il fatto più importante, più impellente, più necessario. Gli interventi sulla viabilità provinciale stanno diventando una necessità vitale prima che la situazione precipiti al punto da doversi trovare con strade chiuse da autostrade
autorità ed intere comunità isolate. Dei 900 chilometri delle 105 strade provinciali, ben 400 non sono in regola, se così si può semplicemente dire. Il 45% delle strade risulta insicuro e chi ha il compito di curarne la manutenzione vive una situazione economicamente così precaria da non essere nella possibilità di poter agire tempestivamente. Il nuovo presidente della provincia, Salvatore Solano, è passato subito all'azione e, raschiando il barile, come si suol dire, sta letteralmente raccattando quei pochi denari utili ad agire, ma non sono sufficienti, non lo possono essere dinanzi ai numeri appena elencati. Queste immagini parlano chiaro e mostrano le condizioni in cui versano le strade dell'entroterra premontano, asfalto che si sta letteralmente aprendo con il terreno che è sotto la pressione di smottamenti continui, mentre interi costoni sono in costante minaccia di frana. Chi abita tra Capistrano, Monterosso, San Nicola da Crisa e le altre aree delle preserve vive questo stato di pericolo con un doppio motivo di ansia, rendendosi conto dei pericoli incombenti ma anche della necessità di evitare la chiusura di strade che rimangono le uniche in grado di impedire un drammatico isolamento. Bisogna fare qualcosa prima che tutto diventi troppo tardi. 3 rinvii a giudizio e fissazione della data del processo per altri 9 indagati che hanno scelto il rito abbreviato. Sono le decisioni del giudice per le udienze preliminari di Catanzaro, Claudio Paris, nel corso dell'udienza preliminare a carico dei presunti componenti della banda composta da elementi pugliesi e calabresi che il 6 dicembre del 2016 a Catanzaro compì la rapina ai danni della società Sicur Transport che fruttò un bottino di 8 milioni e mezzo di euro. Tra i rinviati a giudizio c'è il basista della banda, Massimiliano Tassone, funzionario della Sicur Transport, grazie al quale gli organizzatori della rapina ricevettero le informazioni per mettere a segno il colpo. Sarà invece processata con rito abbreviato Anna Maria Cerminara, che con le sue rivelazioni ha consentito di sgominare la banda. Per mettere a segno la rapina fu utilizzato un mezzo cingolato dotato di un martello pneumatico. Il processo per i rinviati a giudizio inizierà il 7 marzo, mentre l'udienza per chi ha scelto il rito abbreviato è fissata per il 9 aprile. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Sono state trovate nei pressi di un torrente le 2 donne di 46 e 14 anni, madre e figlia, che nel pomeriggio di ieri siano smarrite in Aspromonte, nel territorio di Santo Stefano. Le ricerche si erano rivelate da subito complesse per la presenza di molta neve, il terreno impervio e l'assenza di copertura telefonica. La svolta si è registrata nel momento in cui la donna è riuscita a telefonare al numero di emergenza 115, riferendo di trovarsi insieme alla figlia nei pressi di un torrente. Le ricerche sono concentrate lungo uno dei corsi d'acqua della zona, consentendo il ritrovamento delle 2 donne trovate in buone condizioni. Esercitava la caccia in una contrada di Cittanova senza essere in possesso di alcun permesso. Un uomo di 63 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per porto abusivo di arma comune da sparo in luogo pubblico. È stato sorpreso mentre esercitava l'attività venatoria. Gli accertamenti hanno consentito di accertare che l'uomo, anche se in possesso di un'arma legalmente denunciata, non aveva alcuna autorizzazione ad esercitare la caccia. Tutte arrestate le persone condannate con sentenza definitiva nel processo Heracles Perseus, scaturito dalle 2 operazioni condotte dalla Polizia di Stato contro esponenti delle cosche di 'ndrangheta dominanti nel Crotonese. A seguito della sentenza della Cassazione, infatti, sono stati eseguiti gli ordini di cattura nei confronti di 24 soggetti che erano ancora in stato di libertà. I condannati sono stati riconosciuti colpevoli a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, detenzione illegale di arsenale di armi, estorsioni, danneggiamenti contro imprenditori locali, traffico di stupefacenti, interferenze illecite nella vita politica e amministrativa della città, riportando condanne per oltre un secolo di carcere. Target di spesa raggiunto dalla Regione Calabria sui fondi dell'Unione Europea 2014-2020. Evitate dunque le procedure di disimpegno automatico, lo fa sapere il commissario europeo alle politiche regionali che, rispondendo alla eurodeputata Ferrara sull'inchiesta Landa Desolata, dice fino ad ora nessuna irregolarità dei fondi spesi. Vediamo.
Il programma regionale della Calabria 2014-2020 ha raggiunto il target di spesa del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo di 446 milioni di euro, evitando così la procedura di disimpegno automatico. Così Corina Cretu, commissario dell'Unione Europea alle politiche regionali, in risposta ad un'interrogazione dell'eurodeputata del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara, che chiedeva se alla luce dell'inchiesta Lande Desolate e del modus operandi di alcuni funzionari regionali, Bruxelles ritenesse meritevole di approfondimento tramite l'Ufficio Europeo per la lotta antifrode l'elevata spesa certificata negli ultimi 10 giorni di dicembre. La Commissione fa sapere di non disporre attualmente di prove di irregolarità riguardanti l'inchiesta in corso da segnalare all'Olaf. Tuttavia, in base ai risultati di tale inchiesta, la Commissione domanderà alla neodesignate autorità responsabili dei programmi di effettuare ulteriori verifiche sulla correttezza della spesa certificata fino ad ora. La riunione del Comitato di sorveglianza, prevista indicativamente nel dicembre 2018, è stata posticipata a causa dell'aumento del carico di lavoro a fine anno e la neodesignata autorità di gestione fisserà a breve una data per la prossima riunione del Comitato. Intanto, nella risposta ai pentastellati, Bruxelles precisa che l'inchiesta Lande Desolate riguarda i progetti che rientravano nel quadro del programma operativo del FERS 2007-2013 e che, secondo le informazioni ricevute dalla Commissione, le autorità responsabili dei programmi hanno già notificato all'Ufficio Europeo per la lotta antifrode le presunte irregolarità relative a tali progetti. Dunque, al momento il governo regionale incassa un parere positivo, ma la partita resta ancora aperta. Domani a Cosenza iniziativa sulla donazione, sentiamo l'organizzatrice di questo evento, Rosa Martirano. Che cos'è Rosso Vita? Rosso Vita è una giornata, una maratona dedicata alla donazione del sangue e del midollo osseo. Io e il dottor Zinno, che è appunto il primario del centro trasfusionale, abbiamo deciso di dedicare questa giornata proprio nel giorno della festa patronale della Madonna del Pilerio a tutti coloro che vogliono informazioni, vogliono capire come si può donare e aiutare tutte le persone che aspettano la vita, di poter cambiare diciamo il proprio destino quando ci sono delle malattie così aggressive che non danno altra scelta che provare a fare questa operazione estrema, che è il trapianto di midollo osseo. Che valore ha la donazione? Se si pensa che ogni essere è originale, è unico, se si pensa che nel mondo ci sono 31 milioni di donatori e a volte non si trova un donatore, si capisce quanto siamo unici e importanti, quindi ognuno di noi può fare un qualcosa che ha un valore altissimo. Appuntamento domani al centro trasfusionale, ci sono tantissimi artisti che hanno deciso di accompagnarci in questa giornata dalle 8:30 di mattina fino alle 17:30 circa della sera. Questo seme che possa crescere, e sicuramente ogni anno ripeteremo questa manifestazione per rilanciare sempre questo Rosso Vita. Senza te non posso vivere. Restiamo a Cosenza, presentato all'Arico il musical, opera patrocinata dal Comune di Cosenza, la prima venerdì 15 febbraio al Teatro Auditorium dell'Unical. Vediamo. Vivessimo in armonia con i romani, che prendessero le loro usanze, ma senza scordare. Ecco le prove dello spettacolo Alarico il musical, ispirato al leggendario condottiero dei Visigoti, un'opera patrocinata dal Comune di Cosenza, ideata da Mario Palermo, scritta e diretta da Attilio Palermo con le musiche di Luigi Morrone, un'opera nata dopo attenti studi che hanno portato alla luce aspetti meno noti del re visigoto. Abbiamo dato un volto, un'immagine, una personalità ad un personaggio come Alarico. Spesso sentito, abbiamo ascoltato la sua leggenda,
leggenda, il suo mito, abbiamo cercato di realizzarlo, di dargli vita, di animarlo con dei testi meravigliosi, arricchiti da arrangiamenti musicali favolosi, da un corpo di ballo di 20 elementi che riempiranno la scena, coreografati da professionisti di altissimo livello del luogo, tra i quali Ilaria Dima, Antonio De Luca, Simone Ammirato e Sara Mola. Poi abbiamo un cast di attori fenomenali. Il nostro Alarico sarà l'uomo di punta, la punta di diamante, che è Luca Ziccarelli. Avremo anche coadiuvato da dei personaggi molto importanti quali Galla Placidia, interpretata dalla partenopea Deborah De Francesco, e poi abbiamo un altro cast. Non vi svelo tutto. La premiere del musical il 15 febbraio alle 20:30 al Teatro Auditorium dell'Unical. Siamo allo sport, brutto scivolone del Cosenza a Livorno, il Crotone strappa un pari a Verona, vediamo. Un passo falso che rianima una diretta concorrente e assottiglia il margine costruito con tanta fatica che divide il Cosenza dalla zona play-out. I lupi sprecano un'occasione d'oro per allargare il solco in classifica o quantomeno mantenerlo intatto. Giocano un primo tempo equilibrato, rischiando pochissimo nonostante tocchi al Livorno osare per abbandonare l'ultima scomoda posizione. Le giocate di Diamanti e Murillo non sono neanche definibili come palle gol, ma servono a dare la sveglia ai rossoblù che finalmente si presentano alle parti di Mazzoni. Baez ispira partendo da destra, Gennaro Tutino ci prova dal limite e manca di poco il bersaglio. Poco dopo le parti si invertono e il numero 25 a sfondare sceglie la soluzione più altruista, ma la difesa toscana sbroglia. È il momento migliore degli ospiti, che hanno altri due acuti con Embaro e Bruccini al tiro dalla distanza prima del riposo. L'inizio ripresa però sposta gli equilibri in campo. Sul cross velenoso dei Diamanti il Livorno gioca bene le sue carte. Murillo abbatte Dorazio e Giannetti salta indisturbato per deviare in rete. È il secondo gol dell'attaccante ex Cagliari a Cosenza. Al Marulla era valso il pareggio, al Picchi costringe i lupi a rincorrere. La risposta non è immediata, ma Tutino impegna Mazzoni in acrobazia. L'attaccante napoletano poco dopo, bersagliato da Bogdan, perde la testa e lascia i compagni in 10 uomini. Ingenuità e sfortuna condannano il rossoblù alla sconfitta. La traversa nega a Sciaudoni il gol del pareggio. Sarebbe stato forse il finale più aderente alla storia della partita, e invece anche questa volta è il Livorno a chiudere in bellezza. Il primo affondo di Dumitru regala un rigore ai toscani. Dal dischetto Salzano non sbaglia, lasciando il Cosenza con il morale a pezzi. Il Crotone è diventato una squadra, i progressi della formazione di Stroppa sono evidenti e anche nella gara di Verona è emersa la buona condizione dei rossoblù che soprattutto in trasferta giocano con la giusta personalità. Solo un rischio per Cordaz in avvio di partita sul colpo di testa di Zaccagni, poi dopo 2 infortuni di Munari e Vaisanen che hanno costretto i tecnici ad anticipare le prime sostituzioni e il Crotone a costruire qualcosa di meglio rispetto ai padroni di casa. Rodien è il più ispirato, ci prova alla distanza e con una bella incursione che per poco non sorprende Silvestri. Nel finale è Marrone tentare il blitz in area calabrese, ma il suo colpo di testa finisce al lato. Nella ripresa il vantaggio rossoblù. C'è ancora lo zampino di Rodien che sulla sponda di San Pirisi conclude a rete servendo a Pettinari un assist involontario. Silvestri spiazzato e per il Verona è un brutto colpo. Rodien, croce e delizia, rimedia 2 gialli in pochi minuti ed è la svolta in favore degli scaligeri che attaccano con maggiore insistenza e trovano il pari con il solito Di Gaudio imbeccato dall'ex Faraoni. Il finale è aperto a qualsiasi risultato. Mraz ravviva l'attacco del Crotone ma non riesce ad essere concreto. Gustafsson fa tutto bene tranne la conclusione e il pari è certificato. In Serie C continua l'ascesa del Catanzaro, vittorioso in casa, pareggiano Vibonese e Rende, vediamo. Le assenze degli attaccanti non hanno frenato il Catanzaro, che ha chiuso anche la pratica paganese. Sono bastati 2 minuti ai giallorossi per trovare il gol del vantaggio. La corsa di Statella ha messo in difficoltà la difesa campana, che ha respinto sui piedi di Giannone, bravo a superare Santopadre. Il raddoppio quasi alla mezz'ora, ancora Giannone e Statella protagonisti dell'azione, conclusa dai Clou con un bel diagonale. Poi il blackout dei padroni di casa, che incassano rete del 2-1 da Campora in collaborazione con Diop. Il gol mette in discussione il risultato, fino all'ingresso di Dursi che si scatena e segna 2 reti in pochi minuti, chiudendo il match in favore della squadra di Auteri. Un passo in avanti in classifica per la Vibonese che impatta Simonetta Lamberti contro la Cavese. La formazione di Orlandi gioca una buona gara ma non riesce ad essere concreta in zona gol, neanche quando, dopo l'espulsione di Ferrara, gioca in 11 contro 10. Taurino è il più pericoloso per gli ospiti che chiudono la gara con 3 punti in campo alla ricerca del successo. Anche il Rende ha giocato una buona parte della gara in superiorità numerica. L'espulsione di Franzà per l'intervento a palla lontana su Franco ha costretto il Potenza a stringere i denti per resistere agli attacchi ai biancorossi, che trovano il primo punto dopo 5 sconfitte consecutive. Chiudiamo con le previsioni del tempo.
Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'inizio di settimana sulla nostra regione sarà caratterizzato dall'arrivo di una veloce e modesta perturbazione, seguita da correnti più fredde dal nord Europa, che causeranno un brusco calo delle temperature. Tutto ciò si avvertirà maggiormente dalla giornata di martedì. I valori dovrebbero restare al di sotto della media stagionale per tutta la settimana, a causa della discesa, lungo il bordo orientale, di masse d'aria molto fredda di estrazione artica, per la presenza di un robusto anticiclone che si posizionerà sull'Europa centro-occidentale in elevazione verso la Scandinavia. Domani a cavallo tra la notte di lunedì e martedì cielo nuvoloso sulla Calabria settentrionale, in particolare sui versanti orientali, con possibili deboli nevicate al di sopra dei 500 metri, nuvoloso sui versanti tirrenici meridionali con deboli piogge. Altrove cielo parzialmente nuvoloso senza fenomeni di rilievo. Nel corso della giornata deciso miglioramento ovunque, in un contesto di clima piuttosto freddo. Passiamo ora al comportamento di mari e venti. Domani molto mosso il Mar Tirreno con venti moderati a tratti forti dai quadranti settentrionali, mosso il Mar Ionio e a tratti molto mosso dinanzi il Crotonese con venti moderati a tratti forti di direzione settentrionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.it anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.